Ciao, questo è un video per parlarvi di un nuovo acquisto che ho fatto in negozio. Questa volta l'ho fatto da Sephora e ho preso l'unica palette che c'è sia in negozio che sul sito di Sephora di Tarte, ed è questa qui con la tartaruga. Il suo nome è un po' cioè vedete qui quante parole c'è scritto questa frase, per cui è un po' complicato come nome della palette. Io l'ho presa perché era super scontata, da 42,90 €, qualcosa del genere, l'ho pagata 31 € e mi sono fatta tentare dal prezzo e ho deciso di prenderla. Questo qui è il suo pack, che diciamo col pack con l'acqua dentro, che vedete che girando la palette gira anche l'acqua, è una cosa particolare, veramente particolare. Aprendo la palette si trova la solita cartina qui di separazione tra gli ombretti e lo specchio, un specchio super enorme e super utile. La palette più di così non si apre, questa è la maggior, perché proprio non si apre più di così. E queste sono tutte le cialde presenti in questa palette. Spero, perché le cialde sono messe su un contorno che fa riflesso, per cui spero di riuscirvi a farvele vedere lo stesso. Adesso vi faccio passare una foto di tutti gli swatch di questa palette. Ok, dopo aver visto gli swatch vi parlo un po' di questa palette. Allora, io quando era uscita non l'ho presa, un po' perché ci sono state molte uscite nel periodo di questa, perché c'è stata sia questa che l'uscita di Natasha Denona, e tra le due, anche se Natasha Denona costa di più, la curiosità di Natasha Denona è stata più forte. In aggiunta, questa palette, ho visto dei tutorial, ne ho visti due sinceramente, 2 o 3, che non ne parlavano bene, dicevano che non era di qualità, che specialmente i glitter andavano dappertutto, e era stata un po' degradata come palette, e io, credendo anche alle recensioni, non l'ho presa. Infatti vi racconto anche un'altra storia. Quando sono arrivata da Sephora per prendere la Denona, la palette, la Sunset avevo preso quel giorno, di Natasha Denona, la commessa di Sephora mi fa: ma prendi anche Tarte, che è appena arrivata, che è molto molto chiacchierata, diciamo, questa Tarte, a parte che è molto chiacchierata per i correttori. E io gli ho raccontato anche a lei che avevo visto questi tutorial che non mi aveva convinto. È morto lì il discorso. Adesso, con questo periodo dei saldi, ho deciso di provare, visto che il prezzo era diminuito, perché da 42 a 31 sono 11 € in meno, e ho deciso di provarla. Ed è stata una sorpresa. Mi è andata bene, perché avendo preso Denona non avrei preso anche questa. Però sinceramente quei tutorial li possono cancellare da YouTube, sinceramente. Non voglio essere proprio così critica, ma visto la mia decisione di non prenderla per aver visto quei video, penso che anche altre persone vengano influenzate da quei video e non abbiano l'abbiano un po' snobbato questa palette vedendo quei video. Io vi dico che da principio mi trucco sempre utilizzando un primer. Per esempio, in questo periodo sto utilizzando questo di Fenty Beauty, che sia il primer che tiene. Io questo non lo so, perché avevo visto dei tutorial dove dicevano che gli ombretti devono stare anche senza primer. Io a queste opinioni non ci credo, perché visto che è sempre qualcosa di colorato che si mette sugli occhi e sul viso, io preferisco avere sempre sotto un primer che faccia un po' sia da barriera tra la pelle e il pigmento, sia un po' di collante in ogni caso per ogni ombretto. Per cui questa è la mia opinione, che a me i primer sono super utili. E poi c'è il discorso di questi glitter.
che non tengono, che svolazzano dappertutto e bla bla bla. Allora io li ho provati e vi devo dire che non svolazzano dappertutto. Sarà come vi ho detto per il fatto che uso il primer, però non hanno questo effetto di svolazzare dappertutto. Se avete preso la Pretty Rich di Too Faced, considerate che questi glitter pressati che sono qui al centro, considerateli uguali. Così vi do l'idea di come potete considerare questi glitter. A me stanno lì, anche come ho fatto questo trucco che vedete il tutorial alla fine delle mie chiacchiere, stanno lì, io l'ho già provata 2 o 3 volte, anche con questo caldo. I glitter stanno dove li si mette, per cui non è un che svolazzino, che vadano dappertutto con il passare delle ore. A me non è successo, e pur mettendo sotto gli ombretti e sopra i glitter, per cui non è che li abbia messi direttamente sulla base appiccicosa del primer. Io ho messo il primer, un po' di ombretti e poi sono passata ai glitter e a me stanno, per cui non vedo motivo di dire che questi glitter vanno dappertutto, che neanche con le colle stanno. Io non ne vedo motivo. E questo è il mio pensiero, e il mio pensiero sono anche i fatti che mi sono successi a me con questi glitter. Per quanto riguarda invece le cialline colorate, qui ci sono, che adesso ho l'effetto delle luci e faccio fatica a distinguere i primer gli opachi dai shimmer, perché a parte questi qui si distinguono bene, perché questo e questo sono shimmer, mentre questo e questo sono opachi. Da questa parte invece dovrebbe essere questa e questi opachi, questo e questo più shimmerini. Allora, queste tonalità io ho utilizzato anche questi qui naturali, diciamo, rispetto ad una Anastasia Beverly Hills come palette. Sono meno pigmentati, hanno meno pigmento, colorano ma non hanno la colorazione intensa di quelli di Anastasia Beverly Hills. E se non ricordo male, anche sulla Pretty Rich c'è un discorso del genere: colorano ma non hanno quell'intensità, perché dopo aver provato quelli di Anastasia Beverly Hills si fa fatica a trovare una pigmentazione simile a quelli. Per cui colorano, però non vi devo dire, già avendoli provati, che hanno meno pigmento rispetto a quelli di Anastasia Beverly Hills. Questi qui azzurri, questa parte la vedrete all'opera nel tutorial, vedrete che colora, perché io ce l'ho fatta a fare questo make up. Per cui vi ho detto le mie piccole opinioni su questa palette, che è stata come si dice, abbassata di valore per niente secondo me, perché adesso che l'ho utilizzata a me piace. Ok, c'è questo discorso che i colori, sia questa parte, questa un po' meno, ma questa qui hanno quella pigmentazione più leggera, però non è una palette da degradare come ho visto fare. Per cui io, se la trovate ancora e se vi piacciono le colorazioni, non è già da gettare via, fateci un pensierino, anche perché adesso è super scontata, per cui è molto molto carina. Io adesso vi lascio al tutorial e ci vediamo la prossima volta, perché il tutorial l'ho registrato prima e adesso poi ho registrato le chiacchiere che vi sto dicendo. Vi lascio al tutorial. Ho già messo il primer, questo qui per gli occhi, questo di Fendi Beauty, che io lo uso sempre per tutti i trucchi che faccio sugli occhi. E sulle labbra ho già messo questo qui di Mulac, che è il numero 35, il Secret Love, come rossetto liquido. E adesso iniziamo con la palettina, con questa qui. Allora, questa volta volevo provare a fare un trucco, visto che questi sono i soliti, diciamo, colori naturali, volevo provare a utilizzare da questa parte gli azzurri e i blu. Per cui inizio proprio con l'azzurro, questo qui più chiaro,
e faccio proprio la piega dell'occhio, la faccio con questo azzurro qui. Puccio nella cellina e iniziamo a fare proprio la piega, perché diciamo che su questa palette mancherebbe un colore panna, però diciamo dai, si può utilizzare anche un colore panna di altre celline volendo fare proprio, oppure un illuminante qui sopra. Come vedete io lo sto mettendo e per me si sfuma bene come colorazione, non è un colore che mi dia problemi a fare la sfumatura di questa piega. Proviamo anche nell'altro occhio. Ed ecco fatto la mia sfumatura sull'azzurro. Visto che da questa parte c'è anche questo colorino qui, il Sunshine Beach, questo qui, ci aggiungo anche questo colore sempre nella piega. Ed ecco fatta la mia piega. Adesso nella parte interna dell'occhio, continuando ad utilizzare i colori azzurri, riprendo l'azzurro chiaro con un pennello qui a lingua di gatto, piatto, e prendo sul colore e che è così, che non è, si vedete, non è che spolveri in una maniera, secondo me non spolvera quasi niente, io batto per abitudine, però non è un colore che ho visto di peggio, diciamo, sul fallout, e lo metto qui nella parte iniziale dell'occhio. E lo porto fino a metà. Diciamo che sto facendo un trucco diverso dai miei soliti, perché di solito qui davanti metto, perché questo colore celestino non è quasi opaco, diciamo che è opaco, e di solito ci metto i shimmer qui all'inizio,
giusto per accentuare il punto luce, per cui è un trucco diverso dai miei soliti. Allora, poi dopo aver messo questo, passiamo ai blu, quelli più scuri. Allora, c'è questo blu che è più acceso e questo qui che è più scuro. Io diciamo che intanto metto questo, poi vediamo se aggiungo una punta di questo. Intanto ci aggiungo questo e lo metto nella parte finale dell'occhio. Non sto attenta qui di fare una sfumatura, perché poi al centro ci aggiungo, con il dito ci aggiungo dei glitter, per cui al centro non sto attenta di fare una bella sfumatura. È un po' faticoso da sfumare questa colorazione, però vedo che ci si riesce. Ok, fatta anche questa sfumatura, non vedo la necessità di utilizzare questo più scuro, ma eventualmente nell'angolino qui in fondo aggiungere un po' più scuro non si potrebbe anche fare, ma su di me in questo momento non vedo la necessità. Poi, visto che qui c'è la fila di glitter, non sapevo quale utilizzare. Allora, perché restando nei toni del blu mi sembrerebbe di fare troppo blu, forse anche sì, se no potrei provare con il blu e eventualmente se non mi piace, perché se no anche questo qui, l'argento, non è male da mettere sopra il blu, secondo vedendola qui dalla cialdina, o altrimenti anche questo qui che non saprei che colore, champagne, questo qui, anche questo qui non sarebbe male. Rischiamo con il blu, prendo il mio ditino e iniziamo, me lo sto pulendo perché ci ho messo i diti sopra altre cialdine, aiuto. E allora adesso ho il ditino pulito e prendiamo un po' di blu con il ditino, giusto un attimino di colore, eccolo qui, e facciamo qui il centro e vediamo cosa esce.
così rimaniamo in tema di blu azzurro. Beh, questo è il risultato, adesso non so se si noti. Diciamo che con il blu di quello della parte finale fa un bel effetto, con l'azzurro chiaro che ho sul davanti fa un altro effetto. Cerco con il dito di sfumare, perché questi vanno utilizzati con il dito, perché col pennello si perde, cioè proprio non è il caso. E facendo così con un po' con il dito, questo qui sarebbe l'effetto, perché mi vedo qui dalla parte qui centrale quasi una riga, diciamo. Allora io sto pensando, pulendo il dito qui nella spugnetta queste di Sephora, e sto pensando di aggiungere l'argento, questo qui, nella parte centrale. Adesso ci provo e vediamo cosa succede. Questo è l'argento e vediamo di metterlo qui nella parte centrale. Beh, fa un altro effetto, diciamo che mi piace di più. Adesso qui ho fatto un po' di fallout che poi mi pulisco, comunque è molto molto meglio. Come make up mi piace di più con l'aggiunta di qui dell'argento. È molto 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 meglio così con l'aggiunta dell'argento. C'ho qui un fazzolettino e vediamo se riusciamo a togliere un po' di sbirluccichio qui sotto. Comunque adesso prendo un batuffolo di cotone, lo piego a metà e lo bagno con un po' di bifasico, e così vengono via questo fallout che mi sono fatta. Eccomi qui di ritorno. Ho preso un dischetto di cotone, l'ho bagnato con il bifasico, lo piego e da quest'occhio l'ho già fatto, sono già passata sotto e come vedete è venuto via tutto. Prendo qui sotto e faccio così ed ecco che sono perfettamente pulita. Ed ecco fatto anche questa pulizia dell'extra che mi sono trovata sul viso. Ecco, questo qui è il... aspettate, no, volevo pensare se aggiungerci anche un po' di colorino qui sotto, adesso che mi sono pulita, e stavo quasi pensando con il pennellino di prendere il blu, questo qui più scuro, giusto con la punta del pennellino, e di aggiungere un po' di colore qui sotto, giusto per dare forse un po' più... diciamo che non è male, forse ci sta. Questo blu messo sotto non è niente male, ci sta anche, ci sta. Ok, adesso sì, basta. Io adesso non mi metto il mascara, pettino un attimino le ciglia, perché ho appena fatto la laminazione e mi scoccia un attimino metterci subito sopra il mascara. Comunque con il mascara sarebbe anche tutto un altro effetto e molto più carino. Però questa qui è una mia decisione, visto che ho appena fatto la laminazione, mi scoccia un attimino mettermi subito il mascara. Comunque questo è il risultato di questo make up
Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!